la squadra di Serie B, che ha vinto le prime 2 partite del campionato. Sento Rocco intanto cerca il tiro sul primo palo, attento Zanf, bella passaggio all'indietro di Busani, prima occasione scandianese. Ora Bertollo che manovra per i Veneti, palla per Torres, pericolo pubblico numero 1 per Scandiano, ora in possesso ancora di palla, tiro dalla distanza, telefonata a Dimone. Abbiamo visto, attenzione, ora esce bene da una situazione Costenaro, cerca la palla in mezzo, poi un po' di confusione, ma recupera Bertollo, all'indietro, Torres, l'ultimo uomo, finta di tiro, guadagna al destro, poi cerca di entrare in maniera molto buona, positiva, cerca l'assist per Costenaro che tira il volo con Dimone fuori causa, complice la traversa, bella azione soprattutto di Torres che si è beccato 2 avversari in azione personale, poi ha scaricato un no look per Costenaro che prima grossa occasione dei Veneti, che è una squadra molto solida, molto forte. Ora Busani ha spazio, può tirare, non è proprio convinto, recupera la palla Torres, controllato da Barbieri, Torres ne ha più di lui e se ne va, poi viene chiuso da Roca, giustamente portato fuori perché un giocatore che va tenuto fuori dalla portata dell'area scandianese piuttosto che creare dei pericoli inutili. Ora Del Santo, attenzione, guadagna un'autostrada su Cortés che non lo segue, prende il palo interno. Ora bella palla per Torres e adesso ci deve mettere la gamba Dimone, un po' disattenta con la difesa scandianese, ha lasciato andare Del Santo che si rammarica. Del Santo aveva fatto tutto bene anche il tiro, forse anche troppo preciso, ha preso l'incrocio dei pali, il secondo legno in meno di 3 minuti dall'inizio della partita, ma il risultato è sempre 0-0 tra Scandiano e Breganze. Torres, Breganze che ha cominciato molto bene, è in palla. Bertollo cerca una palla in mezzo, pericolosissima per il taglio di Costenaro, poi lo stesso Bertollo ancora in possesso di palla. All'indietro Del Santo, tiro dalla distanza, Dimone c'è, Dimone che è stato catechizzato dal Cupi, lui come Torres, come Cortés, abbiamo visti parlare molto con Alessandro Cupisti prima dell'inizio di questa partita. Torres ora in possesso di palla, Costenaro, giocatore di grande esperienza anche lui, bravo Barbieri a soffiargli palla per un momento, poi lo stesso Torres, Marocca arriva prima di lui in un rimpallo, lo favorisce. Ora Cortés cerca spazio per un tiro, perfetto, bravo Costenaro, molto in partita, che respinge e fa ripartire subito l'azione. Torres cerca la spinta con la transenna, poi Bertollo all'indietro Del Santo, Bertollo, ora Torres qualche problema di controllo, poi in qualche modo cerca un turno improbabile Bertollo, va Roca, un'esperienza, dà la palla a Barbieri, Scandiano che non si è ancora fatto vedere in avanti, ora Barbieri perde palla, attenzione a Bertollo, Bertollo cerca il secondo palo, ci arriva con la spalla Dimone, attento, Roca. Sicuramente l'assenza di Emi è molto pesante perché Emi è veramente il vero polmone di questa squadra insieme a Cortés, macina chilometri di partite, poi i giocatori scandinavi si affidano molto all'esperienza anche di Peter, nonostante sia molto giovane. Poi ora Cortés viene inseguito da Costenaro, poi fosse trattenuto in maniera corretta secondo l'arbitro, sicuramente sarà un ingaggio a 2, c'è il primo time out chiamato da Scandiano. Pisti vorrà dire 2 parole ai suoi, predica già calma, lo vediamo mimare. Sicuramente Breganze ha iniziato meglio, ha preso subito la predominanza della pista, 2 pali, uno piuttosto clamoroso, l'altro un pochino diciamo più esterno, la traversa, però sono già fatti sentire. e 27 da giocare, ancora 0-0 in questi primi minuti tra Scandiano e Breganze.
partita che riprenderà con una palla 2 nel contrasto precedente. La palla si è fermata nella balaustra con i bastoni, quindi Cortés e Costenaro avranno questo ingaggio a 2. Arbitro Francesco De Palma sta guardando i millimetri che separano la pallina, potrebbe anche insomma cedere un pochino a queste cose. Roca con un rimpallo va in possesso di palla, poi Busani da dietro porta, cerca qualcuno, non c'è nessuno in mezzo all'area, trova Roca che ha qualche difficoltà, poi un po' con la velocità riesce ad uscire, poi perde palla, Torres va subito in contropiede, attenzione 2 contro 2 con Costenaro, Torres tiro, si frappone Barbieri che riesce a sventare questa minaccia, ancora Torres dietro porta, attenzione, infatti vanno in 2 a marcarlo e prendono anche la palla i giocatori scandinesi. Costenaro non lo molla, marcano alto, i giocatori di Nestor Perea sentono un pochino l'odore del sangue, è una squadra anche molto offensiva. Roca, bella palla per Busani, ci mette troppo a pensarci, Nicolò qua per una palla in mezzo, Dal Santo è solo, cerca 1 contro 1, poi Roca è bravo a intervenire, una deviazione di Cortés secondo noi. L'arbitro vedo quello di Bertollo, assegna la ripresa del gioco a Scandiano, 19:41 da giocare di questo primo tempo, sempre 0-0, una partita che ha visto 2 grosse occasioni del Breganze. Scandiano si è presentata solo timidamente per il momento. Cortés, Scandiano cede qualcosa fisicamente, ha inesperienza sicuramente in questa partita, però abbiamo visto che in casa ancora in battuta e sicuramente vorrà fare un'ottima figura davanti ai suoi tifosi, giunti anche stasera numerosi. Barbieri ci pensa troppo, qua poi prende la palla Bertollo nella terra di nessuno, poi Costenaro, Dal Santo, Bertollo, Torres per Dal Santo, manovra ora linee esterne, perimetrali, la squadra di Perea. Torres non trova spunti, Dal Santo, ritmo ora lento, Scandiano non va in pressing ed è suo interesse secondo me non andare a caccia della palla in un momento iniziale di questa partita, è passato ancora poco tempo, poi scontro Cortés che è un po' troppo energico su Torres, gli ha fatto sentire un pochino, ha fatto vedere un po' i denti in questa occasione, primo fallo di squadra scandianese. Barbieri ha il problema di uscire con la collaborazione di Cortés, ce la fa, poi qua non viene fischiato il fallo, invece aveva spinto Costenaro, ora un 4 contro 3 per il Breganze, attenzione Dal Santo, non vuole rischiare questo passaggio Dal Santo, quindi ancora per linee esterne, Dal Santo, all'indietro per Bertollo, area scandianese, buon gioco ora Busani a ripartire, Barbieri, palla non per Cortés che ci arriva in qualche modo, ancora Cortés, attenzione per Roca, scambia ma la squadra di Breganze non fa passare nessun in area, poi passaggio di Barbieri per Busani, riprende Costenaro, attenzione, perde palla, non per colpa sua, Busani non ne approfitta, tira su Dal Santo che parte in contropiede, Torres, partita difficile per Scandiano, abbiamo visto che non sta concedendo tanto Breganze. Torres in maniera un po' marpiona all'indietro per Bertollo, ha spazio, Bertollo non esce la squadra scandianese, ora buon gioco perché il rimpallo la favorisce, può ripartire Alex Roca. Roca un po' energico qua Costenaro, però secondo me in questo caso ha ragione l'arbitro, lasciato proseguire. Torres finta di tiro, poi va dentro, cerca di andare dentro, poi il difensore scandianese riesce a recuperare, attenzione ora Cortés controlla una mano, ancora Cortés, il giocatore friulano cerca di metterci tutta la sua grinta, è entrato intanto Alessandro Uva al posto di Lollo Barbieri.
Rocca, il possesso va sulla destra, Rocca non trova sbocchi, poi Dal Santo è più lungo di lui, poi vede Rocca, Busani, tiro, finisce fuori di poco. Buona occasione scandianese qua, bella iniziativa di Rocca che ha trovato un bell'assist. Palla scaricata al limite dell'area, Busani accompagnato, non è riuscito a colpire, poi Costenaro a una mano mette la palla dentro, impossibile per Christopher Bozzetto, intanto entrato al posto di Bertollo. Un avvicendamento anche nelle file del Breganza. Uva tocca undersi delle sue prime palline, poi fallo commesso da Torres, bravo qua Alessandro a cercare il contatto e ha trovato il corpo. Intanto riparte in contropiede Torres, va con Del Santo, attenzione Del Santo, mette una bella palla in mezzo, poi determinante Rocca a sporcare questa traiettoria che poteva essere pericolosissima, era porta vuota in pratica. Ora bella palla per Torres, miracolo di Dimone con la mano di richiamo, ci è arrivata proprio per un niente, anzi vicinissimo al gol in due occasioni. Ora Rocca in contropiede, attenzione 1 contro 1, Rocca, tiro di Rocca, gol! Gol, ha trovato una ragnatela qua Alex Rocca nella porta, gli dava fastidio e alla prima vera grossa occasione Scandiano più cinica di così, 10 minuti, un tiro in porta, dobbiamo dirlo, in gol. Dopo 10 minuti quindi Scandiano in vantaggio con il gol di Rocca, sesto gol per lui e ha portato Scandiano in vantaggio dopo una predominanza diciamo abbastanza evidente di Breganza fino a questo momento, anche se Scandiano è riuscito a rimanere unita in partita. Adesso riparte molto più, attenzione Torres la sporca, un controllo irregolare, secondo fallo di squadra per Breganza, Scandiano in vantaggio. Marocca, autore del gol che sta decidendo fino a questo momento il match. Cortés dietro per Rocca, ora Scandiano sembra aver preso fiducia e deve cavalcare questi momenti perché la partita sarà lunga e molto molto complicata, perché abbiamo visto che Breganza è sceso in pista veramente molto determinato, una squadra molto competitiva. Del Santo cerca dietro porta, poi all'indietro tra Costenaro che ci può pensare, finta di tiro, poi palla in mezzo, va Uva in contropiede, bello il controllo di Alessandro, un bello stile su Costenaro con un osso molto duro, quindi mantiene il possesso saggiamente della pallina, testa alta, poi cerca e trova in qualche modo Busani, poi Uva, Cortés sta sempre alto, Breganza vuole andare a prendere la palla, qua fallo di Rocca, al blocco fischiato, si pareggiano i falli di squadra, secondo anche per Scandiano. Del Santo, Torres, 13:50 da giocare in questo primo tempo, Scandiano 1, Breganze 0, Del Santo dalla sua mattonella, stavolta Busani stoppa il tiro, ancora Del Santo, all'indietro Costenaro, Torres, Del Santo, difesa scandianese che sembra essersi un po' registrata, anche se dovrà anche gestire come Breganza del resto le assenze, quindi il minutaggio, la tenuta atletica che abbiamo visto essere sempre esemplare, sempre molto ben coordinata ed equilibrata. Contropiede ora Rocca, attenzione Uva, palla in mezzo, poi Del Santo la scarica fuori, protesta, giusta, palla alta, deviata, quindi deve riprendere con una punizione a favore di Scandiano. 13:11 da giocare,
1-0 per Scandiano in virtù della rete messa a segno da Rocca fino a quel momento. Breganze, attenzione, ora battuta, punizione veloce, Busani ha cercato di sorprendere Zanfi che ha risposto presente. Ora bella palla di Cortés, recuperata da Cortés, Rocca, Cortés, bravo Costenaro, ha visto solo lui quello che aveva davanti, una pallina troppo ghiotta, se ne è impossessato, è andato subito in contropiede, poi fermato, brutta palla questa scaricata per Torres che è lontanissimo e infatti la butta via, è il primo ad arrivarci e Uva deve stare attento a Costenaro che non lo molla di un centimetro. Breganza difende altissimo ed è quello che ha chiesto sicuramente Nestor Parrea ai suoi. Busani, qualche difficoltà perché i giocatori in maglia bianca difendono in modo molto energico, molto forte, sempre corretto comunque. Ora Rocca non commette fallo, mette il corpo, ma per l'arbitro non ravvisa gli estremi della punizione. Poi Cortés ha di fronte Torres che difende duro, scontri duri tra i ragazzi, c'è competizione, voglia. Poi Scandiano vorrebbe vendicare quella sconfitta dell'andata che non gli è andata giù. Ora Cortés cerca di entrare in area, arbitro De Palma fa proseguire, se mantiene lo stesso, ci sono stati tanti contatti, fischia poco, ma se mantiene lo stesso metro non c'è niente da dire. Partita maschia, corretta, fino a questo momento almeno. Dal Santo, 11:40 da giocare, 1-0, gol di Rocca per Scandiano su Breganze. Dal Santo all'indietro Costenaro, Torres, molto pericoloso Breganze nei primi minuti fino al gol di Scandiano. Poi Scandiano ha trovato fiducia nei propri mezzi e ce li ha, una squadra molto giovane Scandiano ma molto determinata. Una grossa attenzione a questa palla vagante e secondo me ce ne saranno tante questa sera di queste palle vaganti in area perché Breganze ha i giocatori adatti per stare davanti alla porta a spizzare e a indirizzare la palla dove vogliono, sono molto lesti, molto veloci. Intanto entra Andrea Stefani, Cortés è stremato, vediamo che riesce a ascoltare a stento quello che ha da dire Cupisti. Poi Rocca, bella iniziativa di Rocca, poi perde palla in una posizione non pericolosa. Poi Busani comincia il conteggio dell'arbitro, deve uscire, Uva si gira in un'amine, bella palla per Stefani, non ci arriva, bravo Alessandro qua a cercare il taglio effettuato correttamente da Andrea Stefani. Andrea Stefani io lo vorrei citare perché a mio avviso ha segnato il più bel gol di Scandiano proprio a Breganze, me lo ricordo benissimo. Ricordiamo benissimo il gol di Andrea Stefani, una transizione in diagonale con tanto di sottogamba e tiro al 7, è stato per me il più bel gol realizzato da Scandiano. Time out ora, 10:25 dal termine del primo tempo, partita ora equilibrata, dobbiamo dirlo, dopo i primi 10 minuti o 12 anche totalmente appannaggio di Breganze. Intanto sono stati degli avvicendamenti, sempre Breganze, è entrato Tommaso Volpe e anche Ettore Barbieri, squadra che oltre ad avere elementi di esperienza come Costenaro, come Del Santo e al funambolo Torres ha un gran settore giovanile. Vediamo per uno portiere Marco Zanfi che a mio avviso dovrebbe giocare in A1, e lo stesso Tommaso Volpe a Battaglini sicuramente, Dalla Valle che sono assenti. Una cantera molto promettente come sempre, quello di Breganze. Già il Veneto è terra fucina di talenti, ma Breganze poi in particolar modo. (10:25) da giocare, ricordiamo partita iniziata in ritardo, 4 ore di ritardo più o meno. Vediamo anche se entrerà in pista Pietro Agostini, altro ottimo elemento che a me piace tantissimo. Rocca, ripreso intanto il gioco, Stefani che tocca la sua prima pallina, sfortunato Stefani dopo quel gran gol a Breganze,
tanti problemi fisici. Ora blocco fischiato a Uva, terzo fallo di squadra scandianese, va subito Torres cerca il tiro, prende Busani, è bravo ora Stefani in primo momento, poi nel secondo va avanti, riesce in qualche modo a tenere il possesso di palla non commettendo fallo. Bella palla ora per Rocca, per Uva, gran tiro di Uva, un tappin davanti a porta, palo interno. Questa è una colossale occasione per Scandiano, no look, assist veramente fenomenale di Rocca anche in questa occasione. E ora Stefani attacca, forse il fallo qua ci poteva stare. È vero che il metro della partita, per il metro della partita forse poteva anche lasciare correre, ma un fallo così io mi arrabbierei se me lo fischiassero contro. Anche se diciamo per il metro della partita ha sempre lasciato correre, stavolta no. Grossa occasione quindi per Scandiano, che ora è in partita e come. Volpe per Torres, Barbieri, Ettore Barbieri, abbiamo l'altro nostro Barbieri, Lollo Lorenzo Barbieri. Qui dalla distanza Volpe, tiro di Volpe, prende, attenzione ora alla ribattuta appunto di Barbieri. Bisogna stare attenti a queste palle vaganti, alle ribattute, perché cercano spesso la conclusione o a palombella o a tiro diretto proprio di piatto verso la porta per cercare una deviazione o un rimpallo. Lo stanno facendo quasi dall'inizio e a volte con dei risultati anche quasi azzeccati nelle conclusioni proprio. Busani ha qualche difficoltà a liberarsi della palla, trova Stefani, ancora Busani, 8:40 da giocare ancora di questo primo tempo, 1-0 per Scandiano. Stefani, bella palla dentro, stavolta Torres arriva prima. Uvo aveva fatto tutto bene sull'assist di Rocca prima, fuori causa Zaffi, ha preso il palo interno, sfortunato, i pali ci sono purtroppo. Poi il controllo di pattino ora di Ettore Barbieri, tanto esce Rocca, prendono un po' di fiato, attenzione ora Torres che recupera pallina, da solo davanti a Busani, cerca e trova il gol tra le gambe di Busani. Attenzione a queste palle perse nella propria metà campo, è riuscito a intercettarla qua Torres in azione personale, ha fatto vedere di che pasta è fatto, ha proprio cercato questo tiro mentre apriva le gambe. Busani ha infilato qua, incolpevole Dimone non ha proprio visto partire la pallina. 4:25 da giocare, 1-1. Attenzione ora ancora Torres, ci arriva prima di lui Dimone e si arrabbia con i suoi. Ora qua poteva esserci un fallo, attenzione che però non fischia questi falli, abbiamo capito, quindi lascia giocare De Palma, in questo caso era fallo e lo fischia, ci ha pensato un po'. Falli ce ne sono stati, poi molti al limite, qualcuno fischiato, qualcuno no. Barbieri intanto è rientrato al posto di Rocca, attenzione Barbieri cerca e trova quasi Uva, poi cerca la palla in mezzo, ancora Uva non riesce a raggiungere l'area di rigore. Attenzione il contropiede Dal Santo, da solo Dal Santo, gol di Dal Santo. Scandiano deve ritornare indietro, non può fermarsi a protestare davanti alla porta avversaria, poiché con un passaggio Breganze ha mandato in porta Dal Santo. Time out, Pisti vuole tutti accanto a lui, perché il Breganze in un'amen ha ribaltato la partita nel giro di 20 secondi, era sotto e ora è avanti 2-1. Dal Santo davanti a porta, è freddo, è un giocatore d'esperienza, ha fatto sedere fino a far sdraiare Dimone, poi ha trovato sul primo angolo alzando un po' la palla. Dimone c'era anche arrivato, però ormai era steso a terra, non avrebbe potuto più fare niente. Braganza è passato in vantaggio, però è una palla persa e non si è tornati indietro. Questo che deve fare un po' arrabbiare la squadra scandianese. Questo è costato purtroppo il vantaggio di Breganze, che si aveva meritato fino all'1-0 di Scandiano. Poi Scandiano ha cominciato a giocare, a avere delle grosse occasioni come quella di Uva, finita sul palo, e ora Scandiano deve inseguire a 7:54 dal termine del primo tempo,
entrato intanto Pietro Agostini, quindi cambia i suoi giocatori, un po' cambia il suo assetto, fa riposare ora anche Torres, con il fallo di Del Santo, questa è un'entrata dura su Alessandro Uva. 7:49 da giocare. (2-1 per Breganze). Barbieri, palla un po' lunga qua per Cortés, buon gioco Ettore Barbiere arrivare, poi attenzione che Tommaso Volpe ci arriva prima di Barbieri, che poi uno scatto d'orgoglio recupera palla, applaudito dal pubblico, bella palla ora per Busani, attenzione Busani, palla dentro, ci arriva Zanfi, non si capisce se voleva servire Alessandro Uva, postato sul secondo palo, palla arrivata in porta, comunque ha respinto questa iniziativa Zanfi. Palla 2, Uva, Barbieri, ora per Cortés, Uva, molto in partita Alessandro, vediamo come si libera ora Blu, lo estrae perché con un cambio di ritmo ha messo a sedere e letteralmente mandato al bar Tommaso Volpe, sì, il pubblico protesta, però l'arbitro ha estratto il blu. In questo caso è punizione di prima, tiro diretto, chiamato come lo volete, e già Uva sulla pallina, se l'è guadagnato lui. E Scandiano l'opportunità di tornare in pari e di spezzare questo, allontanare questo incubo dello 0/10. Dai dischetti, rientra intanto Torres, esce Ettore Barbieri, che si era anche comportato bene fino a questo momento. 7:16 da giocare in questo primo tempo. Alessandro Uva contro Marco Zanfi, finta di tiro, doppio gancio, poi la ribattuta. Uva è molto determinato e attento, ci arriva e spedisce alle spalle di Zanfi. Bravissimo Alessandro, pareggio meritato per quanto abbiamo visto complessivamente fino a questo momento, e pareggio anche giusto, se dobbiamo dirlo. Ha sfruttato l'occasione e ha finalmente spezzato questo sortilegio. Primo tiro diretto realizzato da Scandiano, da Alessandro Uva, o meglio, l'aveva sbagliato, non l'ha proprio del tutto sbagliato. Ha fatto una gran parata Zanfi, me l'ha ribattuta, è stato lestissimo Uva. Ora sull'ali l'entusiasmo, ancora davanti, palla per Busani, poteva tirare, non ha tirato, ha fatto bene secondo me perché Busani era piazzato meglio ma aveva un giocatore davanti. Comunque Scandiano sta giocando bene adesso. Tutta palla persa da Barbieri, attenzione, ora cerca di rimediare, Agostini in possesso all'indietro, palla un po' lenta per Dal Santo. Torres, solo partita equilibrata e sembra bella come all'andata. Tornato intanto Barbieri in pista, pensa un po' troppo, poi palla per Agostini, Scandiano un po' stanca adesso, deve resistere. Dal Santo vede partire la palla, non vede ma ci arriva Dimone, poi Busani, attenzione, tiro di Busani sul primo palo, bravo a rimanere lì Zanfi, si conoscono i due. Busani cerca il primo palo e lì ha fatto male, lo ricordiamo anche a Català, sappiamo essere, attenzione, ora tira fuori il cartellino l'arbitro per Barbieri, arreola di aver commesso un fallo un po' al limite, dobbiamo dirlo, era diverso dal fallo commesso prima da Volpe, era una spinta sulla transenda, sicuramente un fallo di squadra, però si è aggiudicato così, l'avrà visto meglio lui. E a 6:06 c'è Torres, bisogna un po' preoccuparsi. Anche se è un 2/10, Torres è un funambolo, è tecnicamente un bel giocatore e soprattutto un gran realizzatore. 6:06 da giocare, Torres contro Dimone. Ma Torres, tiro di Torres, arriva Dimone, ha cercato l'effetto sorpreso, ora Scandiano deve difendersi in 3, ma Stefani arriva prima di tutte e da Cortés sarà molto dura gestire questo possesso perché Breganze con Agostini, Dal Santo, Torres e Barbieri può mettere paura. Attenzione, già Barbieri perde palla intanto, poi la riconquista
deve difendere con i denti e con il cuore Scandiano questi minuti, 5:40 ne mancano, ovviamente non sono tutti in inferiorità numerica. Barbieri, dall'altra parte Agostini, Dal Santo, ci vuole pensare Bergazzi prima di attaccare, ora il tiro sventato da Busani, poi Stefani si avventa prima sulla pallina, riesce a recuperarla, deve guadagnare una transenna qualcosa perché deve uscire in qualche modo. Attenzione Busani, bella palla per Stefani, lungolinea, adesso deve tenerla Scandiano, non è il momento di andare, qui scivola Stefani, rientra Costenaro, infatti ce lo chiedevamo dove era Costenaro in questo momento, brutta palla di Torres, ancora Stefani, attenzione qua che c'è la porta. Ora Stefani ha il problema di liberarsi della palla, non ci pensa due volte, giusto così. Bisogna stare lì e soffrire per la squadra scandianese. Torres, Barbieri, palla dentro, attenzione Costenaro, palla sporcata fuori, poi Cortés butta la palla via. Non prova giustamente neanche a attaccare, deve tornare in parità numerica, già in parità numerica è difficile come per questo Breganze, in inferiorità bisogna stare lì, pedalare e più che pedalare soffrire e difendere bene. Torres, attenzione, ha spazio Torres, bella palla per Barbieri che però alza troppo la mira, forse palla alta anche qui. Busani si fa rivedere in avanti, ora Scandiano, qua forse è fallo. Si ha colpito ha tenuto la palla contro la balaustra, quindi possesso, non fallo di squadra ovviamente, ma possesso per la squadra in maglia bianca, ora col suo capitano Dal Santo. 4 minuti, tornato in parità, è entrato Gioele Ganassi, debutta in Serie 2, siamo molto felici di questo, lo dicevamo, sta facendo molto bene nel campionato di Serie 2, dove vede Scandiano in testa, anche se sono passate solo 2 giornate, non le hanno giocate neanche tutte le altre squadre. Siamo molto curiosi e molto... Ora va a recuperare subito una palla e il suo primo possesso di pallina è una rubata ad Dal Santo, ora dovrà un po' assaggiare un po' la pista. Ancora in possesso di palla, cercano di cavalcarlo un po', di fargli toccare un po' di pallini, perché lui fisicamente è formato, lo vediamo, è molto giovane, ma dalla distanza, preso Busani, passava lì per caso, 3 minuti e 20, Stefani, passano i 5 secondi. Fallo di squadra perché ha buttato via la palla, ecco questi bisogna cercare di non commettere, è vero che poteva magari mandarla meno lontano, però in questo caso è vero anche che non ha concesso una ripartenza in attacco con una punizione battuta veloce come delle volte succede, ma ha fatto respirare un po' la squadra e ne ha bisogno Scandiano, perché lo vediamo un pochino stanco, giustamente perché ha tenuto ritmi altissimi. Attenzione ora, bella iniziativa di Barbieri che si libera, però non riesce nella conclusione, forse è liberato veramente bene, è uscito dal blocco. Gioele Ganassi per Busani, cerca con un velo di tirare, davanti a sé Costenaro che gli respinge il tiro, 2,54 da giocare di questo primo tempo, ancora Busani, passo di lui Barbieri, è entrato molto bene in partita, poi scarica un po' la cieca ma trova Gioele Ganassi davanti a porta, ancora Gioele per Stefani, ha trovato ancora Costenaro, si è trovato la palla lì veramente, poteva trafiggere Zanfi che è stato più bravo di lui in questa occasione. Attenzione, poi stanno davanti al tiro giocatori di Uva, ora a casa a soffrire, poi Stefani cerca in bello stile di liberarsi, poi sul tappino è Cortés che ci arriva per primo ma non riesce a realizzare, poi ci arriva un po' troppo veemente Cortés. Fallo di squadra scandianese, chiede la calma De Palma. Chiaro che Cortés è un giocatore fisicamente più formato, anche insieme a Busani in questo momento in pista dello Scandiano, e deve cercare di mostrare i denti, di farsi un po' di difese forti, perché comunque Scandiano c'è e deve anche un po' intimidire, sportivamente parlando, le squadre avversarie. Bertollo intanto rientrato, era presente nel quintetto iniziale, lo ricordiamo, Costenaro sulla fascia a sinistra, erano attaccati, ora il Scandiano si sta comportando molto bene, dobbiamo dirlo. Battaglini in mezzo, va Stefani e ruba palla, attenzione il 3 contro 2, anche se stanno rientrando. Busani cerca e quasi non trova
posizione centrale, trovato Zanfi pronto, poi Canassi, Gioele, Busani, Cortés, tutta palla questa da amministrare quando tocca contro la Transenna. 1 minuto e 30, deve resistere Scandiano e non farsi uccellare con questi appoggi dentro l'area o quei tiri da fuori. Torres 1,20, cerca un alzo schiaccio un po' improbabile, va Gioele a recuperare la palla, bravo, poi a darla per Cortés, non lo vede, stava arrivando, ha concluso comunque Cortés, una posizione insidiosa, respinta da Zanfi, poi non riesce a recuperare palla, deve tornare qua Alessandro, poi si mette davanti Stefani, cartellino blu, abbiamo visto, ha messo il corpo davanti, adesso sta smettendo di interpretare la partita in maniera, non dico coerente con le due squadre, però questi falli li lasciava correre prima, l'arbitro ha cambiato completamente metodo di giudizio, ora ha concesso il tiro diretto, è vero che ci ha messo il corpo su Andrea Stefani, però prima questi falli nei primi 15 minuti non venivano fischiati. Comunque rientra Dal Santi, intanto rientra Volpe, escono Bertollo e Barbieri, intanto Costenaro a 1 minuto dal termine si trova davanti a Dimoni che prima ha neutralizzato il tiro di Torres che ora fa provare Costenaro. Tutto pronto, Costenaro, tiro, gol, stavolta ha concluso come precedentemente Torres ha fatto. Qui Dimone si è alzato e la pallina è passata sotto e Breganzi torna in vantaggio, 3-2 a meno di minuto del termine, 58 secondi da giocare. Cortés, peccato perché Scandiano dopo un inizio un po' blando ma comunque inferiore rispetto a Breganzi, abbiamo detto con 2 grosse occasioni, aveva ribaltato la partita, l'aveva ripresa, era un peccato andare al riposo, sarebbe un peccato andare al riposo, 40 secondi ancora da giocare sotto di un gol. Cortés mette un po' troppo qua a tirare e rompe la stecca, attenzione, deve tornare in qualche modo, non ha il bastone, devono dargliene uno subito, attenzione Costenaro, cerca di resistere, attenzione Cortés, Torres scusate, il tiro finisce fuori di poco, poi Scandiano può andare negli ultimi 15 secondi, Uva, stanca Scandiano, prova ad andare Uva con grande caparbietà, poi cerca anche di prendere magari un fallo, non vi riesce, 3 secondi, non riesce neanche a guadagnare il fallo, l'altro non fischia, finisce qua il primo tempo con Breganzi in vantaggio per 3-2 sullo Scandiano, al termine di un primo tempo molto intenso, molto bello, che ha visto protagoniste le due squadre un po' per parte, un po' per vari minuti Breganzi, poi è stato il ritorno Scandiano nel parte centrale, poi colpo di corno del Breganzi che è andato in vantaggio per 3-2. Ci sentiamo per i secondi 25 minuti di gioco.
prese ok a 1-10. No, perché l'ho pensato prima, non al piano di praticamente diretto, mi dispiace prendere il telefono via, Perché se non avesse fatto la giornata lui dovrebbe sempre e non è che pesa poco con gli sponsor io mi so un attimo io spero anche che non lo chiamino su, se no abbiamo chiamato fra 2 ore se non vai male ti metto il guardato in questo hai avuto un mese per controllare cosa aspetti la penultima partita? Ma perché il Giavetto questo qua non va? non va neanche quello a questo punto non sia un problema della presa là perché se 2 cavi non vanno il problema è il cavo è nuovo anche perché se questo qua però parte quello della corrente appunto se no non andrebbe secondo me il cavo là solo che non puoi tirare via quello che c'è già lì me l'hanno detto che non puoi tirare via. Il problema è proprio l'ingresso.
Amici sportivi, bentornati da Sandro Rainieri per il secondo tempo di Roller Scandiano Veneto Lab Breganze. Primo tempo che si è concluso con Breganze in vantaggio per 3-2. Ricordiamo la 13ª giornata del campionato nazionale Serie A2. Diamo una rapida occhiata ai quintetti schierati in questo secondo tempo, con in porta per Scandiano che attacca da destra verso sinistra dei vostri teleschermi Dimone, e gli esterni Busani, Barbieri, Uva e Cortés, mentre dall'altra parte sponda Breganze da sinistra verso destra, in porta Zanfi e gli esterni dal Santo in possessore di palla Torres, Costenaro e Pietro Agostini. Partita nel primo tempo che è stato equilibrato, perché per verso tempo Breganze è stata padrone del campo, poi è passato in vantaggio Scandiano, è uscita Scandiano, ha giocato meglio nella fase centrale del primo tempo, poi ha rimesso avanti la freccia Breganze e si è aggiudicato, diciamo, questo primo tempo che vede la squadra di Nestor Perea, l'allenatore dei giocatori veneti, in vantaggio per 3-2 in virtù delle reti realizzate da Costenaro, Dal Santo e Torres. Reti scandianesi sono arrivate nel primo tempo da una conclusione, questo fallo tutta la vita su Barbieri. Intanto il quinto fallo di squadra per i veneti, segna Scandiano. I gol, dicevamo, di Scandiano realizzati dal galiziano Alex Croca e da Alessandro Uva, abile a respingere a ribadire in rete una punizione di prima da lui tirata. Il secondo tempo è iniziato con ritmi molto blandi. Agostini in possesso di palla per Costenaro. Ricordiamo anche le assenze: sponda veneta Battaglin e Dalla Valle, sponda scandianese Peter Raimi e Filippo Fontanesi. Dei sostituti parliamo di Jacopo Vivi, che è ancora in panchina, ma anche di Gioele Ganassi, che ha disputato un ottimo spezzone di partita, è entrato subito in partita e vediamo se sarà protagonista anche di questo secondo tempo. Ora bella sporcata di Busani che fa tornare in possesso di palla per un momento Scandiano, poi ancora Agostini, ora 4 contro 3, attenzione Dal Santo, Agostini ha spazio, Agostini in uscita, Dimone gli specchi, sbarra la visuale. Ora ha cercato il taglio Barbieri di Cortés, che arrivi in qualche modo al possesso di palla. Uva, bel gol e grande occasione per lui, un palo interno, 2 ne ha colpiti Breganze di pali anche, lo ricordiamo, all'inizio della partita, nei primi minuti. Uva cerca un'azione personale e vi riesce per poco, non riesce per poco a entrare in area. Dal Santo il suo capolinea, riparte Breganze con Costenaro, bandiere dei tifosi scandianesi che sventolano. Qua poteva lasciare andare l'arbitro e chiede scusa, giustamente, perché possesso era scandianesi dopo un pattino, palla ce l'aveva già. Arbitro Francesco De Palma, sventola le bandiere scandianesi, una delle quali la più grande, il Bomba, il nostro Iappi, che ci segue sempre, lo ricordiamo sempre in ogni partita. Casalinga di Scandiano. Uva, 22 da giocare, 3-2 per Breganze. Uva, Scandiano non si vuole scoprire, brutta palla questa di Uva, persa da Scandiano. Dal Santo, tiro di Dal Santo, fuori di poco, poi il più leste Busani a ripartire subito in velocità, cambia ritmo Scandiano, Busani, Uva non vede sbocchi, quindi all'indietro per Busani, palla un po' pericolosa qua per Barbieri che la lascia lì, attenzione Agostini, parte subito, palla dentro, un po' troppo lungo per Costenaro, Cortés a buon gioco a recuperarla. Alex Croca subito pronto a fare il suo ingresso in pista in questo secondo tempo, gli fa spazio Lollo Barbieri e Alex Croca subito in possesso di palla, lo cercano subito, l'elemento più pericoloso di Scandiano. Da lui possono partire delle invenzioni veramente geniali. Cortés aveva spazio ma forse per tentare un tiro, ancora Cortés fronteggiato da Costenaro energicamente, vede la toccata di piede, lasciato proseguire qua De Palma, l'arbitro. 6 falli di squadra scandianesi, 5 quelli del Breganze, ma quello che conta è che il Breganze è avanti 3-2 qui al Palergnani.
Tanto è rientrato Tommaso Volpe, subito in possesso di palla con Torres Costenaro, indietrissimo, lo vediamo Dal Santo, quasi ad aspettare un segnale o una pallina che gli arrivi per poi ripartire. Attenzione, molto lontano, parte adesso, è stato cercato, poi un altro giocatore breganzese ora da lontano, Tommaso Volpe, è sicuramente uno schema. Costenaro, Volpe, 20-30 da giocare, tiro insidioso di Volpe, forse cercava una deviazione, la palla che comunque arriva in porta e non impensierisce Dimone, forse non impeccabile nell'ultimo rigore, saltato un po' troppo presto, ma tant'è, un rigore è un rigore. Punizione di prima, un tiro diretto, sì, dobbiamo essere corretti, non era un rigore. Andrea Stefani pronto a rientrare, intanto Cortés cerca spazio, lo trova, poi con esperienza qua lo porta fuori correttamente Dal Santo, qua c'è voluto tutta l'esperienza, poi bella questa palla di Torres per Tommaso Volpe, un po' troppo lunga, ancora Volpe in possesso di palla, all'indietro per il lontanissimo Dal Santo, tiro dalla distanza, cerca sempre la deviazione dall'inizio della partita che lo fa Breganze, poi Uva va a rubare palla a Costenaro, può far ripartire Busani, deve essere un avvicendamento Scandianese, ora vediamo Stefani pronto, infatti Uva non cambia ritmo, Scandiano cerca di tenere la palla, attenzione qua Cortés, si fa quasi superare di Cortés, da Torres, ancora Cortés, palla lontana per Busani, buona idea questa perché Breganze attacca la pallina, va a cercarla proprio in maniera viscerale, ora spesso riesce anche a ottenerla, poi bravo qua Rocha, ha una spanna in più degli altri, attenzione per Busani, doppia conclusione della seconda a una mano e doppio super intervento di Zanfi che si dimostra il gran portiere qual è. Questa serie 2 è sprecato per la 2 Zanfi, a mio avviso. La grossa occasione di Scandiano è nata dalla determinazione e dalla caparbietà di Roca, ancora in possesso di palla, che è andato a recuperare una pallina, ci ha creduto solo lui, ha trovato subito Busani, doppia conclusione. Attenzione a queste uscite centrali che sono costate tanto all'andata. Ora no look di Uva per Cortés che va dentro in porta lui quasi, oltre la pallina, riesce a parare tutto quello che trova Zanfi. Ricordiamo le palle perse in uscita dell'ultimo uomo del possesso di palla all'andata, cosa che non si deve ripetere questa sera. Costenaro attende lo sviluppo dell'azione del Santo, deve gestire anche le energie fisiche e mentali. Attenzione, ora non bisogna fare entrare Torres in area, ora controlla bene la difesa scandianese, finora è stato controllato bene, dobbiamo dirlo, la difesa schierata, Scandiano non ha commesso errori. Busani, tiro di Busani sul ginocchio di Dal Santo che fa ripartire Torres in 1 contro 1, attenzione Torres, doppio intervento prima di Stefani poi di Dimone, ora un 4 contro 3 scandianese, attenzione Busani, tiro di Busani ancora su Costenaro, ci arriva prima Roca, attenzione ora, e riesce a frapporsi dal passaggio tra Torres e Costenaro, bravo quello spagnolo, prima a cercare di recuperare la palla, poi a interrompere la trama offensiva veneta. Busani, Roca, vediamo come attaccano la pallina, bisogna stare attenti qua, la posizione centrale vanno su come dei fulmini. Ora forse qua c'è fallo, anzi senza forse, Stefani, Roca, attenzione cerca un tunnel ancora Stefani. Difficile entrare tra le maglie bianche. Stefani, 17 da giocare, 3-2 per Breganze. 4 secondi, deve tirare, lo fa. Ma palla va alta e quindi il possesso torna alla squadra breganzese, pronto a rientrare Lollo Barbieri. 16:52 esce Alessandro Uva e torna in pista Lollo Barbieri. Torres, Costenaro dietro porta, attenzione il gioco dietro porta della squadra veneta, dove hanno realizzato tante reti. Dal Santo dalla parte non più lui congeniale, però trova una buona conclusione sul primo palo, respinge in maniera attenta Dimone, poi attenzione Torres, lo porta fuori Busani, non bisogna farlo entrare.
Tanto è rientrato Ettore Barbieri, Torres dietro porta, cerca un tunnel, attento Andrea Stefani, recupera la pallina e cerca di uscire, cosa non facile perché stanno pressando. Poi attenzione a questi passaggi un po' pericolosi al centro dell'area, ci vuole un cambio di ritmo di Rocca. Poi ha cercato il taglio di Stefani, palla che viene deviata, possesso scandianese con 29 ancora secondi da giocare per questa trama offensiva, 15:52 al termine, 3-2. Breganze, time out chiesto da Breganze. Intanto questo secondo tempo è trascorso con un paio di grosse occasioni da una parte e dall'altra, però in maniera più guardinga, un pochino come a studiarsi questo atteggiamento delle due squadre. Non si vuole, è vero che Breganze è in vantaggio, ma manca ancora tantissimo, non si vuole permettere a una squadra di pareggiare e all'altra squadra di scappare, che è un momento troppo importante, partita molto importante. Ricordiamo Breganze con una partita in più, 19 punti, Scandiano ne ha 13. Partita ora molto molto equilibrata, come un po' dimostrano le statistiche di queste formazioni. Intanto l'applauso e il coro per Bomba, per il nostro Iappi, come dicevamo sempre, che lo ricordiamo sempre con cuore e grande affetto. Abbiamo sentito lo speaker Mauro incoraggiare giocatori di Daniele Uva questa sera, con in panchina il Cupi, Alessandro Cupisti. Salutiamo ancora una volta Daniele Uva, sappiamo come starà soffrendo in questo caso. Bella palla ora di Rocca per Busani, che non trova la porta in questa situazione, in questo schema o situazione di gioco da punizione, da palla inattiva. Vediamo, salutiamo Daniele Uva che ha sicuramente seguito la strada. Attenzione, ora lasciano un'autostrada qua i suoi ragazzi a Ettore Barbieri, che non riesce a capitalizzare l'occasione. Poi Barbieri va a infastidire Torres, che cerca di entrare nell'area. Attenzione, Torres si tira in un fazzoletto e conclude fuori. Poi ha colpito involontariamente, è stato lui stesso a chiedere l'attenzione dell'arbitro, ha colpito involontariamente Rocca, che vediamo che lamenta un colpo subito, involontario sicuramente. È stato lo stesso Torres che va a sincerarsi delle condizioni di Rocca. Due si stringono la mano. Daniele potrà essere contento sicuramente dello spirito di abnegazione e anche della buona partita giocata dai suoi. È vero che sono sotto, Scandiano è sotto, però sta disputando una buona partita. Abbiamo visto, ora è un momento delicato, questa squadra è cresciuta tantissimo, sa soffrire, sa stare in partita. Ora Rocca bravo a stare su Torres, non fanno girare, è rientrato intanto Gioele Ganassi. Palla dentro, ora recuperato da Busani, riparte subito l'azione scandianese con Nicolò, posto per Rocca. Visti punta ancora su Ganassi. Gioele a 14:50 al termine, ben impressionato nel primo tempo, è entrato subito in partita, così come Stefani, dando una buona partita. Rocca difende bene la squadra di Nestor Perea, dobbiamo dirlo. Lascia buchi, ora Stefani cerca iniziativa personale, non trova la porta per poco. Poi Rocca, ancora Stefani dietro porta, all'indietro per Busani, da ultimo uomo, tira dalle distanze Busani, gol! Gol di Busani, che va a esultare sotto i suoi tifosi da 5-6 metri prima di centrocampo, posizione centrale, ha bucato. Zanfi ha trovato l'angolo alto, portato in parità da Scandiano quando mancano 14 minuti e 20 da giocare. Scandiano torna in parità 3-3, nono gol di Busani in Serie A2 di quest'anno. Un pregio che Scandiano merita, se non altro perché ha tenuto testa in un momento difficile a Breganze, che è una grande squadra, lo sta dimostrando. Ora più con le azioni personali, con l'estro, soprattutto di Torres. L'abbiamo visto entrare molto bene in partita in questo secondo tempo e compiere
autentici prodezze davanti all'area, ma finora Scandiano non ha capitolato ed è 3-3, è un momento importante Scandiano perché deve sì cavalcare momenti di entusiasmo, non si deve lasciare prendere troppo la mano ed essere compatta in difesa soprattutto. Delle volte si scappano anche qualche commento tecnico, ci perdonerà chi ascolta, che si è comunque preso dalla partita e si cerca comunque di essere il più obiettivo possibile. Qualche difficoltà per Rocca, Stefani poi va a disturbare Dal Santo, in qualche modo a rivinare, poi parte in contropiede scandianese Rocca, che non ne ha più veramente, però per Stefani tira, aveva l'occasione buona Stefani qua, ha trovato il pattino di Torres, stanchissimo anche Torres, anche Braganza è stanca, dobbiamo dirlo, una partita dove le due squadre non si risparmiano ed è sempre una bella partita Scandiano-Braganza, perché pronto a rientrare in pista Bertollo, condizioni atletiche delle due squadre un po' deficitarie in questo momento, stanno dando veramente tutto i giocatori in pista. Dal Santo dalla distanza trova presente Simone, Torres all'inizio per Dal Santo, stanco anche lui, Torres cerca un cambio di ritmo, poi Torres, Scandiano è impostata in difesa in questo momento, vediamo come esce anche Gioele per andare a disturbare a turni, esce con Stefani, sta comportando molto bene tenendo le varie linee difensive a loro assegnate. Siamo a metà del secondo tempo, tiro di Dal Santo, prende in pieno Barbieri, poi bravo Stefani con caparbietà andare a recuperare questa pallina, poi Rocca, tiro di Rocca, bravo, ha cercato di imitare Torres nel primo gol, è tirato in mezzo alle gambe con meno fortuna Dal Santo. Ettore Barbieri, piace molto questo ragazzo, molto bravo, dice di stare lì ai due giocatori per cercare una deviazione o di Barbieri o di Torres. Ora in possesso di palla scambiano proprio loro due, cercheranno probabilmente, se non un buco in area come in questo caso, di scaricare la palla, di farsela dare in area a pallombella come spesso succede. Attenzione Rocca cerca una palla dentro, Stefani tira fuori di poco, poi mette in mezzo la palla a Rocca, cerca anche di sorprendere noi. Attenzione Torres, cerca di uscire, Stefani sta con lui, bravo qua Andrea, permette il recupero di Rocca, molto bravo Andrea a non farsi superare e a riottenere il possesso. Busani soffia, stanco anche lui, sta dando tutto Nicolò. Rocca, e ora Scandiano chiederà il time out, la prima occasione Stefani, bella palla per Rocca che si gira e trova la deviazione di Costenaro. Buona trama qua offensiva scandianese contro una difesa schierata, è riuscito ad andare al tiro. Attenzione ora Barbieri, cerca il primo palo, caparbiazione anche da parte sua, bravo Dimone, è un colpo su colpo, attenzione, un botta risposta tra le due squadre. Ora Rocca cerca fortuna, una zingarata in terra avversaria, non li riesce, è un po' che lì Bertollo che non entra però. Attenzione da Busani, un altro, l'ennesimo uno contro uno, troppo stanco qua, l'abbiamo visto, non aveva idea di come affrontare in questo caso Costenaro, quindi non c'è nulla. E siamo d'accordo con l'arbitro, è stato il contatto ma pallina ampiamente persa, 10-18 a giocare, non protesta neanche più di tanto. Dal Santo, giocatore di grande esperienza, Scandiano stanco, è vero che deve arrivare il time out ma dobbiamo gestire meglio questi possessi. Entrano adesso prima Bertollo, poi sarà pronto anche Volpe, bisogno di ossigeno, 10 minuti dal termine anche Braganze, e chiama in causa l'ossigeno e si va a sedere, anzi rimane in piedi Cortés davanti al cancelletto insieme a Lollo Barbieri, perché giustamente Cristi vede la squadra stanca perché comunque ha dato tutto qua. Queste due squadre ora si stanno affrontando proprio con ogni goccia di sudore. Qua cerca Dal Santo un compagno che non c'è, Busani cerca di far ripartire Rocca che con le energie rimaste va avanti, si scontra quasi con Stefani, ancora Rocca cerca una serie di veroniche anche su se stesso, poi mette una palla dentro che non arriva a destinazione. E Bertollo a buon gioco, fresco Bertollo, più degli altri almeno, quindi cercherà un po' anche la sua fisicità Nestor Perea. Ora Torres all'indietro per Bertollo,
palla in mezzo, l'ennesima, attenta con la difesa scandianese, tanti minuti per Ganassi, lo vediamo, molto concentrato, attenzione ora, super parata di Timone, pubblico in piedi ad applaudire, si esalta anche lui, Ganassi poi troppo solo, occasione colossale per Breganze, il tiro è stato ben effettuato anche, ma la prodezza del portiere scandianese va rimarcata, ora perde palla qua Scandiano, Rocca, attenzione, contropiede 3 contro 1, non deve lasciare scoperto qua, fase difensiva, grande ancora intervento su Bertolli, ora il contropiede scandianese, Rocca, palla per Stefani, tiro fuori, non inquadra la porta, grossa occasione anche per Scandiano, grossa occasione da una parte e dall'altra, attenzione, Dal Santo trova l'angolo qua, gran gol di Dal Santo, trova il primo palo, ha tirato in faccia al suo avversario, quando la fattispecie era Busani, ha trovato ancora l'angolo alto sulla sinistra di Timone, ha riportato in vantaggio Breganze, 4-3, esulta con i suoi tifosi e ora time out, esce Ganassi, vediamo. E rientra Barbieri, peccato per Scandiano, qua partita molto equilibrata, occasioni da una parte e dall'altra e nell'ultima Dal Santo firma la sua doppietta questa sera, castigato Timone. (8-0-2) da giocare di questa partita intensissima, guarda che non si sono mai risparmiati dall'inizio fino a questo momento, punteggio 4 Breganze, 3 Scandiano, una rete di vantaggio per i veneti, doppietta di Dal Santo, rete di Torres e Costenaro, per Scandiano Rocca, Uva e Busani. Tanto un warning per Torres, cosa da dire l'arbitro con la panchina breganzese. Si può riprendere intanto, tutto pronto per riprendere il gol realizzato dal Santos. Scandiano ci riprova, riesce a fare questa partita, i suoi tifosi cantano e incitano la squadra a non mollare. Cortés, Busani, Rocca, ha dato tantissimo lo spagnolo come tutta la squadra del resto. Cortés, Barbieri, attenzione all'uscita dalla posizione centrale. Cortés, 2 su di lui. A questa tattica di Perea di disturbare in 2, non proprio andare a un raddoppio vero e proprio sulla balaustra, ma a farsi vedere. Ora palla persa da Scandiano, già la seconda in quest'ultimo periodo in cui trascorrono tutti i secondi di disposizione per l'attacco. Costenaro per Bertollo, Dal Santo, 7 minuti e 05 da giocare questo secondo tempo, sempre Breganze avanti 4-3 su Scandiano. Bertollo cerca sulla linea Volpe, che va in possesso, poi contrastato da Busani, alla meglio Volpe, va dietro porta, attenzione, cerca di entrare, per poco non la combina grossa per il Breganze, palla che è danzata a una trentina di centimetri dalla linea di porta. Barbieri, attenzione, cerca di, quasi riesce a liberarsi di Dal Santo, ma un rimpallo non lo favorisce. Volpe, attenzione, in 1 contro 1 Volpe si inchina Busani e riesce a respingere questa iniziativa. Rocca, Cortés, all'indietro per Rocca, attenzione, attacco scandianese con Rocca, si libera, attenzione, Rocca tira fuori di poco, si era costruita questa occasione personale, anche in una buona posizione, ora il tiro finisce fuori. Parte di Barbieri, possesso ancora scandianese. Barbieri,
Cortés, a spazio Cortés, tiro di Cortés, finisce fuori ancora, fotocopia di quello di prima. Del Santo, ora anche Scandiano cerca qualche spizzata, qualche deviazione in area. Gestire le energie in questi ultimi momenti, perché andare a prendere una partita è difficile e complicato, soprattutto se l'avversario si chiama Breganze. E il Breganze di questa sera sta facendo una gran partita, lo dobbiamo dire. Bertollo cerca un tunnel un po' improbabile qua. Busani ci arriva per prima, poi ripartire ancora Scandiano. Busani, attenzione personale, non riesce a concludere, ancora lui sulla palla. Attenzione agli scarichi, venuto correttamente. Barbieri, palla in area, Rocca non riesce a concludere, bravo Bertollo a stare davanti a lui in questa occasione. Rocca ancora cerca un'iniziativa personale, poi si ferma e da dietro porta, guarda i compagni, trova Barbieri, ancora lui dietro porta, spazio. Barbieri potrebbe forse entrare in area, cerca una conclusione un po' velleitaria in questo caso. Poi Busani, attenzione, il funzionario è scivolato, Barbieri, attenzione ancora, lui non trova l'angolo giusto, era un po' troppo sotto qua a Volpe, poi cerca di entrare in area a Rocca, linea toccata del portiere Zanfi in questo caso. Costanaro, 4:38 da giocare. È entrato Torres, intanto gran palla di Costanaro, un po' forte, forse per Torres, ma non ci arriva. Volpe, tiro di Volpe, ribattuto, e Cortés può andare in contropiede, ma è solo, 1 contro 3, contro 4. Saniano stanca, ha dato veramente tutto i ragazzi di Cupisti. Abbiamo Alessandro Uva pronto a rientrare in pista questi ultimi minuti, 4:10 da giocare. Torres, Costenaro, bravo qua Cortés a recuperare palla caparbiamente, fa ripartire i suoi. Barbieri, Busani, tutto chiuso, si riparte dallo spagnolo. Rocca, Rocca in zingarata solitaria, non riesce a fare più di tanto, era chiuso, qualche compagno magari dovrebbe andare a dare manforte, ma è una squadra stanca. Scandiano, l'abbiamo ripetuto, anche Breganze è stanco, ma in questo momento con anche il vantaggio nel punteggio gioca sicuramente a suo favore. Breganze può limitarsi a tenere palla, invece Scandiano ci deve provare ed è più difficile, più dispendioso. Scadono i secondi qua, i genitori del Santo, non ha contato, pensava che avesse toccato la pallina, in questo caso time out comunque a 3:20 del termine. Esce Barbieri, entra Alessandro Ugo per questi ultimi 3 minuti e 20 in questa bella partita. Fino a questo momento sta premiando Breganze nel risultato, una partita equilibrata, l'abbiamo detto più volte. Ancora 3:20 minuti di speranza per Scandiano di raggiungere la partita, 3 minuti e 20 anche per Breganze, che dovrà un po' soffrire per ottenere questi 3 punti. Warning anche per Cupisti, stesso warning di Perea, hanno ottenuto un po' più del necessario le proprie squadre e correttamente in questo caso l'arbitro ha segnato il warning, ma sicuramente saranno consigli preziosi da una parte e dall'altra, quindi l'hanno speso sapendo di ottenerlo questo warning. Possesso scandianese, Rocca, ci credono i tifosi scandianesi, ci credono anche i giocatori di Daniele Uva e Alessandro Cupisti. 3 minuti da giocare dal Santo, dobbiamo dire il migliore del Breganze,
non solo per le due reti, ma per aver tenuto in piedi tutta la partita, avere sempre giocato con raziocinio, con tecnica, forse escluso questa volta. Contropiede, attenzione Costenaro, palla dentro, con una deviazione ancora Costenaro si ritrova quasi la palla lì, poi più leste e Torres a riconquistarla, palla dentro, si gira, Agostini in un fazzoletto anche lui, colpisce ma trova Dimone pronto, e a 2.30 Scandiano ancora qualche speranza, Uva cerca una giravolta, poi non riesce a entrare in area, contropiede del Breganza, attenzione Agostini, tiro di Agostini, prende la mira ma ci arriva, e ora è superiorità numerica per l'attacco. Busani, tiro di Busani, finisce fuori, ancora lo stesso Busani che cerca di ripossessarsi della pallina, non vi riesce e Torres si ferma e sicuramente Breganze cercherà, vede, chiama i suoi all'indietro a uscire. Perea recupera ancora palla, caparbiamente Rocca, ancora lo spagnolo cerca di organizzare un'azione offensiva senza forzare. Scandiano, Busani, tiro della distanza, sporcato, palla fuori, quindi possesso ancora scandianese. Applaude la panchina di Breganze, l'atteggiamento dei suoi che onestamente ha difeso molto bene nel secondo tempo. Breganze chiede anche un time out. Perea non vuole lasciare nulla al caso, sono i dettagli che fanno la differenza in queste occasioni, ne approfitta anche Cupisti per magari organizzare una trama offensiva pericolosa per quest'ultimo minuto e 47 che manca questa partita. Si riprende a 1.47 da giocare, ultime speranze scandianesi di acciuffare un pareggio. Le mura amiche per non perdere l'imbattibilità. Attenzione, cade Uva a terra in area. L'arbitro va da lui. Non sappiamo se sincerarsi della condizione, così è. Non dovrebbe riprendersi con un palla a 2, ha fermato l'arbitro. Prende un possesso per il Breganze del Santo. 1.30 da giocare, ora cercherà di tenere palla Breganze, non credo che andrà alla conclusione, ne tiene 2 dietro il suo metacampo, 2 non a caso sono Del Santo e Torres. 1.18, andare in presti Scandiano non ne ha veramente più, cerca la conclusione Agostini, ancora bravo Dimone, veramente un'ottima partita la sua, come sempre. Cortés cerca di portare uno degli ultimi attacchi verso la porta quando manca un minuto al termine, verso la porta del Breganze. Rocca, tiro dalla distanza, cercano di far arrivare un pochino in qualche modo la palla davanti alla porta, ci prova in questo caso, parata di testa di Zaffi, gran parata, ha già subito un gol da lì Zaffi, quindi stavolta è stato bravo a rimanere attento e a prendere questa palla, andare fino al termine. Breganze, attenzione qua, l'arbitro fischia, vediamo cosa, se il fallo di Roca si avvicina a Costenaro l'arbitro. Simulazione, warning, fallo di squadra, poteva andato là, minaccioso. E infatti è andato là minaccioso, infatti ha punito la simulazione. 31 secondi da giocare, poteva andare fino al termine. Un po' Breganze
Busani, tiro subito, Busani si trova la palla un po' lì, Zaffi non aveva molto calcolato questo tiro, non pensava che andasse alla conclusione così presto. Busani ancora lui, 18 secondi, deve portarsi il più vicino possibile all'area, ancora Busani, dentro per Uva, non trova la porta, ancora Uva, tiro di Uva ancora ribattuto, 8 secondi, due grosse occasioni per Scandiano e la partita termina qui. Il gol non è assegnato, ma Breganze vince comunque la partita 4-3. Peccato per Scandiano, due grosse occasioni negli ultimi secondi e avrebbe forse meritato il pareggio Scandiano, ma così è l'hockey, occasioni da una parte e dall'altra, partita bellissima, ma Breganze sbanca Scandiano e pone fine all'imbattibilità del Palaregnani, vince 4-3 e si porta a 22. È andato subito a esultare i tuoi tifosi, Stefano Del Santo. I ragazzi di Perea hanno fatto una buona partita, Scandiano ha fatto una buona partita, purtroppo non sono venuti punti, ma gli allenatori scandianesi e il pubblico può essere contento di avere una squadra che ci ha messo veramente l'anima, oltre che delle buone giocate anche. Capiamo cosa stia succedendo ora. Chiedono di me l'arbitro, il giudice di linea, non capiamo veramente cosa si stanno dicendo del tavolo di linea. La partita, le squadre non hanno ancora ufficialmente salutato, noi rimaniamo ancora cercando un po' di capire cosa è successo. Il secondo arbitro, Guzzoni. Difficile anche capire i labiali con le persone con le mascherine, quindi andiamo un po' a intuito. La partita è finita, sì. I giocatori vanno a salutare il proprio pubblico e quindi chiudiamo qui con questa vittoria del Breganze per 4-3 e vi diamo appuntamento fra 7 giorni, se tutto va bene, dobbiamo dirlo, di questi tempi, per un'altra partita interna di Scandiano contro l'Azzurra Novara. Sandro Rainieri vi saluta, vi dà appuntamento fra 7 giorni insieme ad Alessandra Tiraglia alle riprese. È tutto dal Palaregnani, una buona serata e un buon weekend.